Una riflessione quotidiana su questo tempo e sulla Quaresima e le celebrazioni della Santa Messa in diretta. Questi momenti di incontro con il Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, nella programmazione delle prossime settimane di Antenna 3. Inizieremo domenica prossima alle 15 con la celebrazione della Chiesa Trevigiana di Santa Maria Maggiore e la preghiera alla Madonna Granda. Poi da lunedì ogni giorno alle 8:30 e alle 9:30 un momento di riflessione quotidiana sulla Quaresima in questo tempo di contagio e restrizioni. Ci troviamo ad affrontare tutti assieme un'emergenza che ci ha sorpresi e ci ha colpiti, però insieme col senso di responsabilità e con la scoperta che anche cambiando il nostro stile di vita possiamo essere a servizio degli altri, possiamo aiutare a bloccare la diffusione del virus. È il senso della solidarietà nella responsabilità verso gli altri, il tema del messaggio del Vescovo di Treviso a tutta la diocesi. Una prova importante questo contagio nel tempo della Quaresima che dobbiamo affrontare convinti che presto arriverà la Pasqua di rinascita per le nostre comunità. Per questo la nostra preparazione deve essere soprattutto al servizio degli altri. Siamo tutti utili a tutti, anche tenendoci lontani, anzi proprio perché limitiamo i contatti tra di noi. È una bella responsabilità che ci viene data, è una responsabilità che possiamo avere tutti quanti insieme. Monsignor Tomasi in questo momento si rivolge soprattutto agli anziani e ai più piccoli, con le parole di Papa Giovanni Paolo II. Non abbiate paura, stare a casa non significa essere imprigionati. State a casa, se riuscite pregate, guardate la televisione, telefonate magari ai nipoti o ai figli o a un'amica che sapete che non ha nessuno, a un amico che da tanto tempo non vedevate. Non lasciatevi prendere davvero dallo sconforto, è una situazione dalla quale usciremo tutti assieme. E anche ai bambini dico a casa giocate, divertitevi, guardate, disegnate, riempite di colori i vostri fogli e riposatevi anche un pochino. Scoprirete che la casa ha tanti begli angoli dove poter giocare, dove poter stare e portate a tutti il vostro sorriso. Gli adulti hanno bisogno del vostro sorriso e della vostra allegria.